Rapina in banca questa mattina intorno alle 9:45 a Favara. 2 individui con faccia scoperta e armati di taglierino hanno fatto irruzione nell'istituto di credito Banca Nuova, sito in via Kennedy, e minacciato i dipendenti di consegnare l'incasso. Circa 1.100 euro il bottino, tutto in monete, alcune delle quali di piccolissimo taglio da 5 centesimi, seminate in strada durante la fuga. Secondo una prima ricostruzione, i due, una volta arraffati i soldi, si sarebbero dileguati a piedi nelle vie limitrofe per poi probabilmente fuggire a bordo di un'auto. Secondo alcuni testimoni, i due, uno dei quali con accento locale, l'altro invece straniero, probabilmente rumeno, sarebbero fuggiti a bordo di una vecchia Fiat Punto. Importanti saranno le immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza della banca, così come quelli degli esercizi commerciali vicinori. A indagare sull'accaduto i carabinieri della locale tenenza agli ordini del luogotenente Giuseppe Tararà. Effettuati i primi rilievi, i militari sono già alla ricerca dei due responsabili.